Salve miei cari amici, vi giunge il mio saggio messaggio di una buona domenica a tutti quelli che mi seguono e che mi seguiranno. Non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica. E andiamo con l'oroscopo del giorno, del giorno domenica 3 maggio 2020. Quindi a tutti voi un buon ascolto di questo nuovo oroscopo di questa domenica. Sarà una domenica piacevole per tutti voi perché è in arrivo il giorno 4 per la lettura dell'apertura del nuovo decreto del nostro Stato italiano, quindi del nostro presidente Conte. Ed io vi auguro veramente una tantissima felicità di cuore e che si va a un nuovo inizio di questo nuovo cammino, sperando che si inizia proprio da questa apertura di questo nuovo decreto del nostro presidente, ossia il nostro premier Giuseppe Conte. Quindi dal giorno 4, da domani, si comincerà, come già detto, ad uscire, sempre con dovute mascherine, con dovute rispettive nuove norme. E io me lo auguro con tutto il cuore che sarebbe un bel inizio di un nuovo cammino di questo momento così tanto delicato. Bene, detto questo, andiamo appunto, chiedo scusa per il mio avermi prolungato, per l'oroscopo di domenica 3 maggio 2020. Iniziamo dal segno dell'Ariete ed amore, sarete molto teneri con un partner. Le coppie stabili potranno rafforzare un'intesa e programmare anche progetti importanti. I cuori solitari faranno degli incontri molto positivi e potranno lasciarsi andare senza paura di avere qualche delusione. Lavoro. Se avete voglia di ampliare i vostri orizzonti, non dovete fare altro che cercare nuove collaborazioni. I pianeti sono a vostro favore. Toro, Giove oggi potrebbe darvi gli impulsi per vivere meglio una situazione amorosa che vi interessa. Cercate di risanare qualche incomprensione se volete proseguire in pace. Belle novità e incontri maliziosi per i single, sarete irresistibili. Lavoro. Oggi penserete il positivo e non avrete grossi problemi con il lavoro. L'ottimismo favorirà il successo su tutti i fronti. Il segno dei Gemelli. Amore. Abbiate fiducia nel vostro partner e non prendete le distanze se non volete compromettere una storia a cui tenete molto. Cercate di perdonare le mancanze. I single vedranno riaccendere le fiamme della passione grazie a una forte attrazione. Lavoro, un po' di stanchezza vi impedirà di lavorare con la vostra solita energia. Avete bisogno di una tregua prima di proseguire con i vostri progetti. Cancro, amore. In amore potreste vincere una sfida importante. Adesso siete certi di avere più chance e questo potrebbe farvi sentire decisamente meglio visto che state uscendo da un periodo critico. Se siete single, in questo periodo sono favoriti gli incontri con persone interessanti.
Lavoro. Il lavoro vi sta impegnando tanto e quindi avete bisogno di staccare la spina per dedicarvi agli effetti. Leone, amore. Oggi per voi sarà una giornata speciale, sarete capaci di vivere perfettamente a vostro agio ogni rapporto di relazione, semplicemente perché saprete essere chiari. Anche per i single oggi ogni cosa avrà un senso e una definizione ben precisa. Lavoro, la luna annuncia una giornata fortunata, anche se avrete qualche prova da superare, ce la farete senz'altro. Vergine, amore, sarete in perfetta sintonia con il partner, come da tempo non vi accadeva. Rilassatevi, non è nessun pericolo in vista. Potete abbandonarvi a questi momenti di appagamento. I single che vorranno fare conquiste troveranno le occasioni giuste. Lavoro. Il vostro desiderio di cambiamento è molto forte, ma cercate di saperne di più per attuare una eventuale sconfitta. Bilancia, amore. Oggi avrete voglia di essere spontanei e manifesterete apertamente i vostri sentimenti, un gesto che il partner apprezzerà ricambiandovi a dovere. I single saranno circondati da persone che gradiranno la loro presenza, quindi emanate positività. Lavoro, cogliete a volo le nuove opportunità. Prima di prendere una decisione, riflettete e valutate il nuovo percorso. Scorpione, amore. Oggi ritroverete l'equilibrio amoroso che vi farà procedere senza imprevisti e riuscirete anche a dimenticare qualche brutto momento del passato. I single potranno guardarsi dentro e capire cosa desiderano. Lavoro. Se state cercando di raggiungere gli obiettivi, sappiate che avete tutte le carte in regola per realizzarli. Sagittario, amore. Avete difficoltà a lasciarvi andare e questo traspare nei vostri sentimenti e nel vostro modo di fare. Se avete dubbi, fatevi coraggio e chiedete al partner la risposta ad alcune domande. I single potranno cacciarsi in qualche brutto guaio, attenzione. Lavoro, siete pieni di idee e di progetti, ma la vostra impazienza rischia di rovinare tutto. È una buona giornata per concludere accordi. Capricorno, amore. I pianeti invitano al dialogo necessario per trovare un punto d'incontro con il partner. Solamente aprendo il vostro cuore potrete cacciare i timori dal vostro animo. Buone prospettive per i single di realizzare un nuovo sogno importante. Lavoro, il carattere di alcune persone che avete accanto vi farà innervosire. Tenete duro e puntate sulle vostre capacità. Acquario, amore. Mercurio e Giove oggi preannunciano una giornata decisamente fortunata per l'amore e per i rapporti in generale. Sarete veramente disposti a lasciarvi amare i single. I single apriranno liberamente il cuore a chi è davvero importante per loro. Quindi per voi single è un momento decisivo di tale importanza. Lavoro, qualche contrattempo nella sfera professionale potrebbe destare preoccupazioni, ma la fortuna non vi abbandona. Pesci, amore. Le incertezze che caratterizzano la vostra vita sentimentale faranno sorgere nuovi quesiti.
approfondite le vostre emozioni e trovate le giuste risposte per risolvere i dubbi. I single oggi potranno conoscere persone interessanti. Lavoro, se state cercando un impiego, è il momento giusto per trovare opportunità favorevoli. Siate aperti a tutte le occasioni. E così era l'oroscopo del giorno domenica 3 maggio 2020. Io vi dico sempre, se avete bisogno di una mia consulenza nel privato, fatelo chiamandomi ai numeri che vedete in sovraimpresso. Se invece volete parlare di un ritorno, di un legamento d'amore, per tutti altri problemi, sappiate che io ci sono sempre e ci sarò sempre. Quindi a tutti voi un abbraccio e a risentirci per domani con il nuovo oroscopo. A tutti voi, che le stelle siano sempre con voi tutti. Ciao a tutti.